Iniziamo oggi, 20 gennaio, già oggi, abbiamo appena concluso la conferenza stampa, ma nel pomeriggio abbiamo la sfilata a Pieve del Grappa, e per poi proseguire domani con Tarzo e anche Godega. È un'edizione che si è arricchita ancora. Oltre alle sfilate, agli appuntamenti e alle presenze dei scorsi anni, abbiamo anche l'ingresso del Carnevale di Montebelluna, dove appunto il 3 di febbraio abbiamo aspettando la sfilata con un evento per famiglie organizzato direttamente da noi come associazione, dove appunto artisti di strada faranno appunto degli spettacoli di magia, giocoleria, acrobazia per intrattenere appunto il pubblico che aspetterà la sfilata il sabato pomeriggio in Piazza d'Allarmi, per poi proseguire il giorno successivo con la sfilata organizzata direttamente dalla Proloquio di Montebelluna, con addirittura 15-17 carri, quindi un gran carnevale anche a Montebelluna, quindi è un onore e un piacere noi averlo inserito nel calendario. E poi abbiamo anche l'ingresso di Fara del Soligo con la sfilata che avrà luogo appunto sabato pomeriggio 17 di febbraio nella frazione di Soligo, appunto, per appunto anche lì dare avvio alla prima edizione di questo appuntamento. Noi come associazione abbiamo a cuore appunto i più giovani, i più piccoli, e per loro appunto cerchiamo di organizzare, cerchiamo di mettere in piedi, mettere in pista dei spettacoli a loro dedicati, appunto con degli eventi per famiglie che abbiamo iniziato anni fa, con la prima volta a Treviso, con dei spettacoli dedicati a loro di sabato, la domenica precedente, la sfilata del martedì grasso, ma poi, visto il successo, visto anche le aspettative, visto anche le varie novità appunto che vengono proposte, le abbiamo anche messe in pista in altri comuni, tra cui Conegliano, Vittorio Veneto, Brede di Piave è un evento dedicato, anche Montebelluna stesso e anche in altre piazze. Quindi appunto per sensibilizzare, tramandare la tradizione carnevale nei più piccoli, perché appunto sono loro che un domani porteranno avanti la tradizione. E anche lo abbiamo fatto negli anni scorsi anche con i corsi cartapesta per dei volontari o anche degli insegnanti che poi hanno costruito le maschere assieme ai loro alunni e poi hanno sfilato durante le sfilate nel loro paese. Carnevale Marca è divertimento, sfilate, coriandoli, euforia, però dobbiamo pensare anche a bisogno, e nel nostro piccolo noi la lotteria, che è una delle 3 colonne per sostenere le spese organizzative, tra parentesi assieme alle amministrazioni comunali da una parte e gli sponsor dall'altra, permette appunto di avere questa kermesse. E con la lotteria abbinata alla manifestazione con 25.000 euro di premi, di montepremi con 30 premi, una parte dei proventi raccolti vanno in beneficenza, e noi le diamo appunto a 3-4 associazioni che vengono segnalate dall'amministrazione. Durante il galà conclusivo verrà appunto dato appunto una parte dei proventi raccolti.